Allora, 8 marzo questa sera parliamo di sfilate, parliamo di un brand, Acquamarina. Tra l'altro l'Acquamarina è una bellissima pietra. Parliamo con la signora Patrizia. che lei è un po' la boss. Sì, assolutamente. Sono co-founder. Benissimo. Acquamarina di cosa si occupa? Si occupa di abbigliamento. Assolutamente. È un brand locale, siamo di Genova. Bene. Sì, siamo una realtà genovese e siamo, diciamo, attivi nella zona di Marassi, che è una zona molto popolare, e quindi vestiamo la donna la donna comune. La donna che lavora, la donna che lavora, sì. Il vostro punto forte? Il nostro punto forte è soprattutto nella consulenza. Noi siamo molto brave, tutte le mie collaboratrici lo sono, nell'aiutare la donna che viene da noi a sentirsi a proprio agio e ad esprimere se stessa, e non forziamo mai niente. Non siamo un negozio di abbigliamento che deve vendere a tutti i costi, ma il nostro obiettivo è quello di far tornare le persone da noi in modo tale che si sentano sempre a loro agio, sia quando vestono Acquamarina che quando entrano in negozio. Benissimo, io le facevo una domanda, perché qui siamo in una città un po' difficile, perché Sì. Genova la conosciamo. Sì. Gli uomini sono 50 anni che vanno sempre col blu e col grigio, Vero. le donne anche loro sono un po'. Non c'è molta ecletticità in questa È città. vero. Voi cercate di... Allora, è un mix, si aiutano le donne ad uscire dai cliché e dal blu, perché il blu qua è proprio la divisa. Grigio e blu. Sì, però naturalmente il nostro obiettivo è quello sempre di far sentire le donne a proprio agio, quindi mai forzare. Poi attraverso la consulenza, attraverso appunto proprio il nostro scopo di far sentire le persone in fiducia, e allora a volte si riesce un po' a uscire dal solito cliché, però non forziamo mai. Il nostro obiettivo è quello di farle sentire bene. Ecco, io la ringrazio. Chiediamo l'indirizzo alla signora se volessero venire a fare una consulenza da voi. Il nostro negozio è in Corso De Stefanis 14 Rosso, per la precisione, e vi aspettiamo. Avete un'email, avete un sito internet? Abbiamo un sito internet, acquamarina97.it, abbiamo un e-commerce che riapre a momenti, e quindi potete anche visionare i nostri prodotti attraverso questo e-commerce, e siamo molto attivi anche nelle pagine social, sia su Facebook che su Instagram. Benissimo, la signora? Sì. Patrizia. Benissimo, grazie. Questa sera presenta 7 look pensati per esaltare ogni sfumatura della femminilità con eleganza e carattere. Un applauso alle ragazze di Acquamarina. Ambra indossa un elegante tailleur in lino di Sisters, una giacca affiancata che valorizza la silhouette, abbinata a pantaloni a palazzo per un look fresco e disinvolto. Giorgia indossa una blusa rigata con un'ampia scollatura blu di Sisters, che esalta la femminilità con eleganza, abbinata a un pantalone ampio e trascurabile per un equilibrio di stile e carattere. Anissa indossa un tailleur meteore in una raffinata sfumatura ciliegia che vedremo ancora per tutta la primavera-estate 2025. Il tessuto fluido del completo valorizza la silhouette senza però costringere. Diletta indossa un completo Sisters monotte, realizzato in un tessuto leggero e impalpabile, che avvolge senza costringere, esaltando la femminilità con la sua ampia scollatura.
Capelli indossa un jeans noir in blu, con un risvolto, dalla linea ampia abbinato a una casacca in seta viscosa di Sisters, con intense sfumature dal nord alla a completare il look un blazer di copelle color mocha rosso. Eleonora indossa un jeans crop noir in blu, linea fit, abbinato a una camicia oversize a collo bianco. Vivacizzati e simpatici di Kevin, un giubbino corto in pelle martellato look di Sisters completa le mani. Concludiamo con Caterina, che indossa uno splendido vestito More Sisters, lungo, ampio, dai colori vivati e unici. Fresco e leggero, perfetto per le serate estive o per aggiungere un tocco di energia alle giornate. Allora chiedo a Patrizia di Acquamarina di venire qui con noi. Grazie ragazze, siete state stupende, molto disponibili. Grazie per avermi permesso di partecipare a questo bellissimo evento. Sono molto felice di rappresentare il mio brand. Volevo fare un omaggio alla donna, alla sua bellezza, ma soprattutto alla sua forza. E vi invito a venirci a trovare naturalmente, ma soprattutto a valorizzarvi, a credere nella donna, a essere nella società presenti e anche quando vi vestite pensateci, perché è importante. Grazie. Grazie a te Patrizia, grazie a tutte le ragazze, un altro applauso ad Acquamarina e grazie per essere state con noi.